Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo della legge del pentalfa, cioè la quinta legge che ci viene portata e spiegata da Ermete Trismegisto. Questa legge enuncia quanto segue: tu separerai la terra dal fuoco, il sottile dallo spesso, dolcemente con grande industria. Egli rimonta dalla terra al cielo, subito ridiscende in terra, raccoglie la forza delle cose superiori e inferiori. Ecco, questo è l'assunto, l'enunciato, e è distribuito in 5 righe. Dunque tu separerai la prima, dolcemente con grande industria la seconda, egli rimonta dalla terra al cielo, subito ridiscende in terra, raccoglie la forza delle cose spirituali, scusate, superiori e inferiori. Dunque, 5 righe, mentre abbiamo visto che negli altri enunciati c'erano delle forme diverse. 5 righe portano al pentalfa, dunque è quel segno, le 5 alfa, penta alfa, che è appunto il segno dell'artefice della grande opera, cioè all'interno del pentalfa si iscrive la figura umana. Vedremo poi infatti che esiste la testa, le 2 braccia e le 2 gambe, che sono riconducibili proprio alla forma della stella. Ma vediamo la prima riga. Tu separerai la terra dal fuoco, il sottile dallo spesso. Certo che vista così suona arcana, ma del resto tutta l'opera di Ermete Trismegisto ha questo sapore arcano, ma dobbiamo risalire ai significati di quello a cui lui allude. Allora, cos'è la terra e cos'è il fuoco? Noi abbiamo parlato moltissimo degli elementi, ci sono tante condivisioni in cui vengono proprio spiegati singolarmente e dunque già terra e fuoco riconosciamo immediatamente che sono 2 elementi. La terra è la forma, vale a dire la triade oggettivata. Ci ricordiamo che abbiamo visto appunto nella legge della Trinità, della triade e la legge del quaternario, abbiamo visto appunto come da un'idea, che è un triangolo, il quarto agente, che è quella forza creatrice, porta appunto al quadrato, che è la forma vera e propria. Dunque la Terra, che è appunto la forza dei 3 elementi più il quarto agente, è una forma di per sé di un'idea, cioè la forma che riceve un'idea. E l'idea appunto è corrisponde al fuoco. L'elemento del fuoco infatti è il primo elemento che ridiscende dai regni dell'Akasha ed è l'elemento dell'intraprendenza, delle idee, cioè le idee e il piano mentale corrispondono all'aria, ma il primo germe, la prima spinta alla creazione è il fuoco. Dunque cosa succede? Cosa abbiamo davanti? Abbiamo proprio un importante compito, cioè lo studioso, questo tu separerai, cioè questa persona che separerà sarà quello che deciderà di intraprendere questa conoscenza e questi studi. Cosa farà dunque? Separerà la terra dal fuoco, cioè prenderà quelle che sono le forme oggettivate e ne va a ricercare l'idea originale. Dunque, cosa si comincia a intuire qua? Che c'è appunto un'idea alla radice e c'è un progetto, una matrice, questa matrice che in base alle sue evoluzioni ha dato forme diverse, ma se noi andassimo a risalire quell'idea che ha generato tutte le forme simili perché corrispondenti a questa stessa idea, a sua volta arriva da una precedente idea che si è trasformata e che portava con sé forme diverse e dunque facendo questo lavoro a ritroso, andando indietro, risalendo forma dopo forma, si raggiunge una matrice comune. Questo dunque è il lavoro dello studioso che comincia a suonare un po' come il lavoro del solve et coagula, ma vediamo bene, la frase non è ancora finita, infatti dice separerai la terra dal fuoco, il sottile dallo spesso. Cos'è il sottile? Cos'è lo spesso? Se per certi versi sono una ripetizione di terra e fuoco, dove lo spesso è la terra, cioè quella cosa manifesta, materiale, e il sottile rappresenta un po' le idee, cioè le spinte primordiali alla creazione,
dobbiamo ancora dire appunto che spesso è tutto ciò che ha un ciclo di nascita, perciò ha una sua fisicità, ha una sua materialità e come tutto ciò che è materiale trova poi la sua naturale trasformazione in un nuovo stato. Dunque ecco, questo è lo spesso, il sottile è lo stato energetico che anima tutto, cioè quella forza che viene appunto a dare la forma. Ci ritroviamo dunque di nuovo in questa evoluzione delle forme geometriche. Se vogliamo dare un senso matematico, scientifico a questi enunciati, abbiamo dunque fuoco e sottile il triangolo, lo spesso il quadrato, cioè c'è questa forza che rende possibile l'oggettivazione dell'idea e la porta alla concretezza dello stato materiale. Allora, a questo punto c'è da dire però una cosa, che la magia cosa diventa a questo punto? Quel tramite che permette allo studioso di passare dallo stato del reale allo stato del trascendentale, dal reale al trascendente. Dunque cosa succede in questo caso? Si è tentati di pensare che dovendo passare da uno stato reale, cioè dallo spesso al sottile, sia dunque necessario aborrire o rifiutare la materia. Ma questo sarebbe, per quello che riguarda la scienza magica e la scienza ermetica, è un'eresia. Non esiste questa cosa perché è nella materia, e l'ho già detto in un'altra condivisione, che lo spirito può veramente manifestare tutto il suo potenziale, mentre quando è a livello trascendente è un potenziale, ma non è un potenziale manifesto, dunque è un potenziale che come potenziale può o non può manifestarsi, nel piano materiale è assolutamente manifesto. Dunque questo è un concetto importantissimo da tenere a mente, e cioè che non va ripudiata la materia, va invece compreso che è una manifestazione di una matrice prima, precedente. Allora, avviene poi, ecco, c'è il secondo enunciato, e cioè dolcemente e con grande industria. Qui non c'è molto da dire, perché già questa frase, dolcemente con grande industria, descrive benissimo qual è il compito dello studioso, qual è il compito dell'iniziato, cioè di colui che si accinge a fare questa ricerca. E cioè non deve avere fretta, deve fare le cose dolcemente, vale a dire in modo graduale ma costante e certo, perché la conoscenza non può arrivare tutta in una volta, essa arriva a ondate e a cicli, e ogni volta, quando abbiamo finito il lavoro di interiorizzazione, il nuovo ciclo, la nuova ondata ci eleva ancora di più. Ma questo è possibile solo attraverso appunto grande industria, cioè un grande lavoro che non si ferma mai, ciclo dopo ciclo, cioè bisogna avere sempre la forza, la volontà, la determinazione di andare sempre di più a ritroso alla radice delle cose. Il terzo enunciato dice: egli rimonta dalla terra al cielo. C'è già un piccolo cambiamento dal tu della prima linea all'egli. Questo perché è chiaro che già Ermete ci vuole dire che quella persona che comincia a studiare passa dal volgare tu a un egli. Dunque è un'elevazione che già avviene, che viene riconosciuta anche dal modo in cui viene definito, da questo tu a questo egli. Abbiamo quindi uno stato superiore che egli, lo studioso, raggiunge aprendosi alla conoscenza e che comunque ottiene con la determinazione, con la grande industria, ok? Poi cos'altro ci viene detto qui? Egli rimonta dalla terra al cielo. Attenzione, rimonta dalla terra al cielo. Ecco che ancora ci viene detto di passare appunto dallo stato della materia, andare a ritroso nello stato dello spirito. Ma la quarta frase subito ridiscende in terra. Dunque è un'indicazione chiara e precisa di come funziona. Cioè
c'è un continuo, e questo è anche presente all'interno dell'albero della vita cabalistico, c'è un continuo comunicare in entrambe le direzioni all'interno dell'albero. Perciò dalla terra al cielo e subito ridiscende, è uno scambio costante e continuo. E cos'è l'uomo a questo punto? L'uomo che compie questa grande opera è il contenitore, attraverso cui questi passaggi si verificano e si manifestano. Dunque l'uomo si fa recipiente. Questo è un concetto che è presente benissimo, in modo molto chiaro, anche nella Cabala, perché le varie Sefirot sono i recipienti della luce superiore. Dunque è ancora qui una analogia tra macrocosmo e microcosmo e l'essere umano, che come nel macrocosmo esistono questi recipienti che accolgono la luce superiore e poi la riflettono a loro volta colorandola con le proprie caratteristiche, ecco che anche l'essere umano riceve questa luce, riceve queste conoscenze superiori, le colorerà con le varie sfumature che piano piano va a conoscere e a comprendere. Dunque l'uomo è l'interezza dell'albero, è l'insieme delle Sefirot. È importantissimo questo concetto e dobbiamo tenerlo sempre a mente, poiché l'unico modo per svilupparci veramente in modo equo è quello di conoscere tutte queste Sefirot e tutti questi recipienti, accoglierli dentro di noi. Dunque l'impregnazione dell'essere umano, attenzione, abbiamo visto che egli ridiscende, egli sale e ridiscende, dunque l'impregnazione va vista non solo dalle forze superiori, ma anche dalle forze inferiori. Cioè noi non possiamo dire di conoscere veramente il tutto solo rivolgendoci verso l'alto, perché in questo caso è vero che l'alto è a immagine e somiglianza del basso, ma anche il basso è immagine e somiglianza dell'alto, e dunque per porre equilibrio, perché l'equilibrio non è solo fra braccio destro e braccio sinistro, ma anche fra alto e basso della croce, noi dobbiamo portare equilibrio in ogni campo, in ogni ambito della cosa, dunque cioè di quello che è il lavoro, la grande opera. Dunque non possiamo ritenerci veramente concretamente realizzati guardando solo verso l'alto, ma nello stesso tempo non lo possiamo fare guardando solo verso il basso. Dunque ci vuole questo equilibrio assoluto, ok? La conoscenza sia delle cose inferiori che delle cose superiori. Questo dettaglio, tra l'altro, spinge a un'ulteriore riflessione, perché è vero che l'uomo che conosce, a un certo punto, riconosce che in sé ha la matrice delle cose superiori, dunque dentro di sé ha tutto il potenziale di Dio. Ma qui si commette un errore. Intanto l'uomo non può essere paragonato a Dio ancora nello stato egoico e della materia, ma sebbene sia una cosa sola con Dio all'interno del cerchio, il mago è un essere che sa usare per il tramite della sua conoscenza le forze che muovono la natura, ma non è infallibile e onnisciente come Dio, a meno che appunto non sia arrivato e giunto al massimo grado della rettificazione e della conoscenza, che è una cosa che nella Cabala è previsto ed è possibile raggiungere, ma anche qui con grande industria, grandissima industria. Dunque, un'altra riflessione si apre a questo. Esiste a questo punto queste forze superiori e forze inferiori sono state diciamo etichettate, no? In un certo senso le forze superiori sono state viste come gli angeli e le forze inferiori come i demoni. Fermo restando che dobbiamo entrare in contatto con tutto, perché tutto è già dentro di noi e l'unico modo per conoscere è entrare in contatto con queste forze, osservarle, vedere come agiscono dentro di noi, e qua torniamo alle prime condivisioni che avevo fatto, invitando, esortando a guardarci dentro. È importantissimo proprio perché tutte queste forze sono già contenute in noi e noi possiamo essere tanto demoniaci quanto angelici, ma la vera perfezione starà nell'equilibrio.
Allora cosa succede dunque? Dovremmo veramente fare questo studio a doppia mandata sia verso l'alto che verso il basso per essere padroni della conoscenza completa. Infatti il pentalfa eh, può essere orientato in due modi, no? Con la testa verso l'alto, dove la testa indica appunto il sottile, i mondi superiori, le braccia sono l'equilibrio fra il bene e il male, il positivo e il negativo, attenzione perché abbiamo sempre detto che non dobbiamo etichettare con bene e male, ma la forza positiva creatrice e la forza negativa distruttrice. E le gambe sono le due polarità scisse, perciò abbiamo appunto questa simbologia molto importante che può essere ribaltata. In questo caso è diventato il sinonimo, diciamo così, della magia nera. Come ho detto, nel momento in cui il mago agisce soltanto in una direzione, è destinato a conoscere la rovina, diciamo così, perché non c'è equilibrio perseguendo una sola direzione. Dunque, tanto il mago nero quanto il mago bianco, sebbene non sia esattamente la definizione più giusta, bianco per la magia positiva, però la lasciamo così, sebbene il mago nero, cioè quello dedito alle cose inferiori e alle forze, diciamo così, demoniache, corra un grande pericolo perché c'è squilibrio nelle sue continue operazioni egoiche e negative, anche il mago bianco riceverà o comunque mette in atto uno squilibrio. Pertanto il vero mago che non squilibrerà le forze intorno a sé e la creazione intorno a sé sarà quello che userà l'una e l'altra indistintamente, senza entrare nell'ottica del giudizio, ma conoscendo semplicemente le forze di costruzione e le forze di distruzione. Ricordiamoci che secondo la legge del binario non esiste una divisione netta fra bene e male, tra positivo e negativo. Tutto ciò che è positivo contiene in sé un germoglio del negativo e tutto ciò che è negativo contiene in sé un germoglio del positivo. Pertanto anche le forze angeliche in realtà costruiscono per essere distrutte, cioè hanno una spinta positiva di cose che comunque verranno distrutte dalla ciclicità e dalla trasformazione che parte proprio della vita, così tanto quanto le forze negative o i demoni distruggono per essere ricostruite. Dunque dobbiamo uscire al di là dello schema manicheo di bene e male e dobbiamo appunto riconoscere che un vero equilibrio è laddove vengono usate le forze al momento giusto, per giusta causa, le forze necessarie. Perché anche gli angeli, leggasi spiriti superiori di luce, luminosi, possono fare danno, proprio perché la sola luce può portare squilibri. Dunque, io penso di avervi enunciato correttamente anche a lungo questa quinta legge, la legge del pentagramma. Vi lascio alle vostre riflessioni e salutandovi vi rimando alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto.